Allora, Venezian Cluster, che ha lo scopo di sviluppare e promuovere progetti di innovazione, trasferimento tecnologico, ricerca, quindi attraverso l'aggregazione multidisciplinare di più partner pubblici, privati, eccetera. Quindi è molto importante per voi questa filiera produttiva, immagino. Ce ne parla il dottor Sergio Calò. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie appunto all'associazione per averci promosso questa collaborazione e per averci inserito in questo importante panel. E vi racconto un attimo che cos'è Venetian Cluster. Nasce 20 anni fa, ormai 21, e ha una strutturazione pubblico-privata perché è collaborata da circa 800 imprese aderenti, le 4 università venete. Noi abbiamo una base a Venezia, ma ormai siamo in un ambito nazionale e internazionale. Siamo quindi riconosciuti a livello europeo all'interno di quello che è l'European Cluster Collaboration Platform e siamo e di questo ne andiamo fieri, siamo gli unici italiani, l'unica struttura italiana che coordina un Eurocluster e coordina il Metacluster delle imprese culturali e creative. Essenzialmente cosa servono questi cluster? Sono partenariati pubblici-privati che devono sviluppare a livello economico e di innovazione il territorio partendo dalle tematiche afferenti. Quindi in questo caso noi siamo partiti appunto ormai 20 anni fa con Cultural Heritage, quindi patrimonio culturale e paesaggistico, e ci siamo ampliati con tutto quello che sono le filiere abbastanza ampie, nelle quali poi c'è anche tutta la parte di architettura, di design, che afferisce poi a molti di voi come competenze, che sono le imprese culturali e creative. E lavoriamo appunto con progettualità di innovazione, di trasferimento tecnologico, di internazionalizzazione, e attraverso queste essenzialmente sviluppiamo progettualità molto diverse una dalle altre. Lavoriamo con aziende specializzate in nanotecnologie, in biotecnologie, in laser, ICT, tantissimo dal punto di vista di innovazione, questo è molto importante, e quindi cerchiamo di creare delle filiere, delle mini filiere di collaborazione e di partenariato per riuscire poi a reperire finanziamenti, perché la cosa importante è non solo avere un'idea, ma trovare anche le modalità per finanziare le idee stesse, e quindi il nostro network. A livello globale abbiamo circa 2000 partner nel mondo, dati da progetti, da realizzazione di progetti dalla Cina fino al Sud America, quindi dall'Accademia delle Scienze di Beijing fino a collaborare col Fraunhofer, con la Scuola Superiore di Economia di Parigi, oppure le enti e istituzioni di sviluppo territoriali, soprattutto concentrate in Europa, ma anche a livello mondiale. Questi sono i nostri partner e le aree geografiche che tocchiamo, e i fondi a cui noi accediamo e facciamo accedere i nostri partner, che siano pubblici o privati, quindi imprese, istituzioni, regioni, comuni, università, enti e professionisti, bene o male sono questi, quindi dagli Interreg, che sono quelli dedicati a alcune aree geografiche, quindi di collaborazione interregionale europea, fino ai LIFE, agli Horizon, che sono di sviluppo e di ricerca, ai Creative Europe, che sono dedicati poi a tutta quella che è la parte appunto più di creatività, oppure gli Erasmus Plus, che sono molto importanti perché sono trasversali. E queste sono per noi fondamentali collaborazioni di sinergia fra vari settori. Le imprese culturali e creative, quindi quello che rappresenta la vostra associazione con Forestauro, essenzialmente è un hub di innovazione, di competenze, e queste collaborano ovviamente con non solo la parte di ristrutturazione
e di restauro nell'ambito del cantiere, ma ovviamente con le imprese invece che producono malte, che producono premiscelati, che producono tecnologie. Quindi abbiamo una che è Nadir, che insomma conosciamo bene, che è iper specializzata nelle nanotecnologie e che ha sviluppato un qualcosa di unico a livello internazionale, e messe assieme producono appunto innovazione, producono nuove possibilità e nuovi sistemi di collaborazione. In pochissime cifre noi abbiamo appunto 800 imprese, di cui 430, chiamiamole così, core, e un valore complessivo della filiera su dati prudenziali, ovvero solo sulla parte di ciò che è depositato a livello camerale, il valore della filiera, della nostra filiera, è di 2 miliardi e 300 milioni, con più di 46.000 addetti, con una ricaduta in questi anni. Appunto abbiamo sviluppato più di 190 progetti dalla A alla Z, quindi dall'ideazione, la scrittura, tutta la parte anche di rendicontazione, che è la parte complessa per aziende o studi professionali che magari hanno una parte amministrativa, ma nel momento in cui devono andare a verificare le possibilità regionali, nazionali o internazionali per riuscire a reperire finanziamenti, non è il loro mestiere, no? Ognuno di noi ha il suo mestiere, e quindi la parte rendicontativa è impattante, e noi appunto strutturiamo anche questa, seguiamo i nostri partner anche in questo, con un fattore di ricaduta effettiva del 3x, quindi siamo sui 570 milioni di euro portati sul nostro territorio, che vuol dire partecipazione diretta dei partner ai progetti oppure incarichi, e questi poi hanno portato a che cosa? La possibilità di sviluppare a sua volta brevetti, prodotti, tecnologie e servizi che rivendono, e quindi c'è una ricaduta. Ecco perché vengono definiti dei volani di sviluppo territoriale. Io mi fermerei qui con la descrizione, perché questi qui sono essenzialmente, li faccio scorrere, ma sono i nostri servizi, cioè nel senso cosa poi effettivamente Venetian Cluster ha sviluppato in questi anni. Sono tutti nomi veneziani, lo facciamo apposta perché è identitario, però sono curiosi soprattutto per le persone che non lo conoscono, e allora uno dice che cos'è il Fondaco, vado a vedere e viene più spontaneo riuscire a approfondire un po' questi argomenti. Al di là di questo, ecco, con Confrestauro quello che a noi interessa, ed è la base dell'accordo che sigliamo con loro, è fare sinergia, perché io sono non solo il direttore di Venetian Cluster, ma prima sono ancora adesso, da 30 anni sono un restauratore specializzato, inserito nell'elenco del Ministero, quindi ho fatto cantieri, avevo una OS2 terza, cioè classifica terza, quindi ho fatto parecchi lavori in cantiere, so cosa vuol dire, quale fatica è riuscire a strutturare bene un restauro, a portarlo a compimento, a ottemperare tutte le basi burocratiche. E ciò che mancava in Italia sinceramente era proprio un'associazione che riuscisse a fare sinergia e fare gruppo fra le varie anime del restauro, senza parlare di ciò che c'era precedentemente, che non interessa, o che comunque si mettiamolo così, indebolita o autoeliminata. Quando Alberto mi accennò a questa cosa, io sinceramente, in tutta sincerità, gli dissi: è quello che manca, auguri però, perché è difficilissimo. E lui invece, insieme a tutti voi, mi pare che ce la stia facendo alla grande, quindi un complimento a voi soprattutto da questo punto di vista. E il nostro apporto, quello che possiamo fare nel nostro piccolo, è mettere a disposizione questa rete ampia, che è già strutturata da 20 anni, sia a livello nazionale che internazionale, per una capacità di scalabilità, essere i coordinatori a livello europeo del Metacluster. Vuol dire che noi siamo gli stakeholder di riferimento della Commissione europea. Faccio un piccolo esempio da questo punto di vista molto pratico. La Commissione europea ci ha dato 1.900.000 euro a fondo perduto da poter dare a progetti di un valore di 120.000 euro a fondo perduto in lump sum, vuol dire
essenzialmente a livello forfettario rendicontativo per progetti di innovazione sul cultural heritage, quindi sul restauro, sulla conservazione e sulla valorizzazione del cultural heritage, da spendere in 12 mesi, quindi in un anno. Non è male come cosa. Questo vuol dire essenzialmente che le proposte che possono arrivare da una struttura come Confrestauro, per anche quello che è un valore internazionale che noi abbiamo a livello italiano e che ci è riconosciuto, noi siamo italiani e siamo gli unici a gestire un metacluster a livello europeo. Gli altri sono aerospazio, biomedicale, sono intermodale e sono tutti tedeschi, francesi, spagnoli. L'Europa ci ha riconosciuto effettivamente una competenza superiore agli altri e hanno aderito al nostro metacluster tutti i paesi più importanti, siamo ormai a 13-14, i principali sono Germania, Francia, Spagna, Belgio, Ungheria, fino alla Romania o Repubblica Ceca, eccetera. Quindi c'è questa scalabilità che può darvi una mano. C'è un'opportunità e ci sono diverse opportunità a livello economico per finanziare le iniziative che eventualmente vorrete portare avanti e lì bisogna valutare perché ci sono tempistiche, modalità di partecipazione diverse, ma si può fare, e c'è la volontà di poter portare sinergia assieme per dare valore a quello che è la nostra capacità di gestione del patrimonio, di valorizzazione e di innovazione seguita e legata a quello che è la forte capacità di immaginare come gestire al meglio il nostro edificato, il nostro patrimonio tangibile e intangibile, farlo ma non solo a livello nazionale, ma che questo possa avere un peso anche a livello internazionale, perché abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, abbiamo tutte le competenze per farlo, chi gira un po' per il mondo capisce quanto noi lavoriamo meglio e con una coscienza e con una capacità di conservazione e preservazione del patrimonio culturale e della materia originale rispetto agli altri, e però questa cosa va strutturata e quindi merito ancora a voi per aver organizzato e strutturato questa associazione e noi speriamo di poter essere un tassello di aiuto che volentieri mettiamo in campo. Grazie. Il dottor Gallo si ferma ancora un attimo perché tutto quello che ha detto qua va firmato. Giusto. Quindi davanti a voi ne approfittiamo per far firmare questo accordo operativo di partenariato. Magari per adesso se volete mettere su un po' di filo. Vai. Ecco, e anche questa è fatta. Grazie.